Dopo lo smarrimento dei primi giorni, che è iniziato tutto l'11 di marzo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, riorganizzare le idee e come negozio pian piano abbiamo pensato di aprire un primo e-commerce autogestito e abbiamo lavorato su quello, facendo fotografie, mettendo i pezzi sul sito più commerciali, anche meno, cioè i pezzi che ci caratterizzano di più, e abbiamo cominciato a lavorare su quello. Piano piano abbiamo cominciato a lavorare. Adesso come adesso lavoriamo un po', non tantissimo, però ci facciamo conoscere attraverso la newsletter, attraverso i social network. Anche sui social network abbiamo lavorato molto sia su Instagram che su Facebook e niente, andiamo avanti. Io sono un ottimista, per cui spero che andando avanti si riesca a recuperare tutto e a lavorare, quello, la speranza insomma.